Buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi in studio, anzi in collegamento direttamente da San Michele Tagliamento, il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il signor Antonio Falcomer. Presidente, buongiorno. Buongiorno Gwendalina, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e grazie per questo invito ad essere con voi nell'etere. Grazie Presidente. Allora cominciamo subito e annunciamo quello che sarà il weekend, 2 giorni di sport agonistico, vero? Ci introduce un po' da chi è organizzata questa 2 giorni di sport agonistico, nuoto insomma nello specifico, vero? E quali sono i partner? Questa è esattamente la seconda edizione di questo trofeo che abbiamo partorito lo scorso anno nell'ambito della collaborazione tra il gruppo Marinai d'Italia del nostro comune di San Michele al Tagliamento e il comune stesso nella persona del sindaco, insieme ad alcuni attori economici del territorio, in particolare la società Bibbione Mare che ospita quest'anno per il secondo anno, ma speriamo anche in futuro, questa nostra manifestazione sportiva appunto di nuoto per salvamento. Quest'anno sarà un evento un po' più ricco rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il numero e il tipo di gare, ma anche proprio per il parterre di atleti che ci raggiungeranno, in modo particolare gli atleti della Marina Militare che appartengono appunto al gruppo sportivo, gruppo agonistico della Marina, insomma reduci da una prestazione veramente brillante e soddisfacente nell'ambito degli ultimi mondiali svoltisi a Montpellier nel mese scorso. Certo, dove avverrà questa manifestazione sportiva, Presidente? Dove saremo, insomma, lì a Bibbione? Sì. Ecco, Bibbione ci ospiterà a Punta Baseleghe, dove si trova appunto il campeggio Capalonga, che è una delle strutture turistiche che fanno capo appunto alla società Bibbione Mare. È una struttura molto ampia che ben si presta, a realizzare questo tipo di competizioni, perché la spiaggia lo consente, lo specchio di mare antistante è libero e disponibile, quindi è veramente una location utile e adeguata alla nostra esigenza. Tra l'altro è anche subito vicino al porto e quelle che sono anche le vie di comunicazione, per cui per ogni esigenza eventuale è veramente un posto adatto per questo tipo di attività. Certo, tra l'altro rispetto all'anno scorso avete introdotto delle gare ancora più spettacolari, non che non fossero spettacolari quelle dell'anno scorso, ma ne avete introdotte altre, proprio per coinvolgere più atleti nelle varie discipline appunto del nuoto di salvamento, ovvero la Ocean Man, giusto Presidente? Sì, esatto, c'è appunto la canoa in più rispetto allo scorso anno, Ocean Man, Ocean Woman, che sono una sorta di triathlon, se vogliamo, sviluppato all'interno del nuoto per salvamento, e sono delle gare che si svolgono su un percorso vario che dista per un totale di 1400 metri, suddiviso in una prova di sprint di nuoto, una di canoa, una di tavola e poi uno sprint sulla spiaggia. Quindi c'è anche qui l'aspetto spettacolare che si aggiunge ad una disciplina, quella del nuoto per salvamento, che ritengo sia tra le più nobili in assoluto, in quanto unisce sia l'aspetto agonistico che, se vogliamo, una funzione sociale, che è quella, certo, fondamentalmente di formare dei giovani che abbiano una mens, quindi una visione rivolta proprio alla sicurezza in mare, che è fondamentalmente quel contenitore culturale all'interno del quale noi svolgiamo questo tipo di attività. Certo, tra l'altro insomma l'Italia è una penisola, 8.000, dico bene, chilometri di costa, come si fa a non amare il mare Mediterraneo e poi insomma conseguentemente Adriatico, Tirreno e gli altri. Ma a proposito sempre di sport, siccome non vi siete fatti mancare niente, so che ci sono dei atleti di spessore, no? Tra questi uno proprio locale, vero? Ci dice cosa avverrà sabato proprio nel presentare questo campione paraolimpico, perché questo si tratta. Sì, esattamente, per noi è anche l'occasione appunto di festeggiare e di manifestare ad Antonio Fantin, questo giovane bibbionese, insomma, che è stato in grado di superare
le difficoltà che la vita gli ha messo di fronte attraverso lo sport, non solo, anche perché mi pare sia anche molto bravo negli studi. È un campione paralimpico, mondiale, europeo, e quindi diciamo ci sembrava veramente una cosa giusta e molto bella quella di associarsi a questa figura che è un simbolo per i ragazzi Certo. del nostro territorio e che comunque svolge una disciplina che si pratica appunto in acqua, è l'elemento che è comune anche a noi marinai, e quindi diciamo per questo motivo lo abbiamo voluto come testimonial della manifestazione e anche come esempio veramente virtuoso di forza di carattere, di impegno e di determinazione per tutti quei giovani che comunque nella loro vita dovranno affrontare quelle difficoltà che richiedono appunto questo tipo di predisposizione, di dote, di virtù personali. Certo, un esempio da emulare, ma oltre a lui ci saranno, l'aveva accennato prima, ma adesso diciamo pure i nomi dei 7, se non mi ricordo male, atleti che agli ultimi mondiali disputati appunto a Montpellier hanno portato a casa delle medaglie, non solo d'oro, vero Presidente? Sì, hanno fatto molto bene, 6 ragazzi accompagnati dal sottocapo Franco Fanella, che a sua volta è stato un atleta della Marina Militare e che al momento attuale ricopre proprio il ruolo di selezionatore, tra l'altro anche un tecnico per la Federazione Italiana Nuoto, ma è selezionatore per il gruppo sportivo della Marina in questa disciplina del nuoto per salvamento. E quindi stiamo parlando di Masha Giordano, corretto, vero? Come sì, che ha conquistato appunto. Parliamo solo di Montpellier senza quelli che sono per completamente il palmarès di ognuno di loro, no? Solo per dire gli ultimi risultati. Quindi Masha Giordano che ha conquistato un oro con record Chips nei 100 metri pinne e torpedo, corretto? Sì. E Gioia Mazzi, che sempre a Montpellier ha contribuito al bronzo in staffetta, leggo, vero? Mattia Faccinti, che sempre a Montpellier ha conquistato un bronzo nella gara Ocean e 2 argenti e un bronzo in staffetta, e Lorenzo Giaccone, che sempre a Montpellier appunto ha conquistato un oro nella gara Beach Flag, un argento nei 90 metri sprint sulla spiaggia e miglior atleta del campionato mondiale militare nella classifica generale delle gare oceaniche. E poi chiaramente Flavio Feliciangeli, che sempre a Montpellier ha conquistato 2 bronzi e un argento in staffetta. E non per ultima, perché non è ultima, vero? Lo vuole introdurre lei, Presidente? Ma ecco, sì, diciamo Lucrezia Fabretti, una giovane atleta tra le ultime arruolate in ambito marina militare, che veramente ha fatto un exploit a Montpellier, ottenendo un oro sui 100 metri di trasporto manichino con pinne, un argento su 200 ostacoli, un bronzo super lifesaver nei 200 metri, e poi diciamo 5 medaglie d'oro in totale individuali, con 3 nuovi record del mondo CISM, insomma in varie discipline, varie gare. Insomma 5 ori su 6, mi diceva prima fuori onda, cioè una cosa eccezionale, voglio dire. Sì, diciamo che appunto è una ragazza veramente straordinaria, ha fatto molto bene in questi mondiali. E ecco, volevo aggiungere comunque anche l'ultimo dei ragazzi, che è Feliciangeli Flavio, che lo scorso anno ha già fatto questa esperienza a Bibbione, e quindi per noi è veramente un piacere, una gioia poterlo rivedere insomma in spiaggia a battersi diciamo con gli altri ragazzi, insomma, per far bene. Certo, e da un po' il programma di quella che sarà la giornata del 29 e poi del 30, così per chi ci ascolta così ha un'idea di come si svolgeranno insomma queste gare. Si inizierà il pomeriggio, se non mi ricordo male. Sì, ecco, diciamo rispetto allo scorso anno la variante appunto di questo evento si svolgerà in 2 giorni, il pomeriggio del sabato con arrivo degli atleti intorno alle 2, un briefing tecnico da parte del presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, il presidente Cognonato, che illustrerà appunto le gare che si svolgeranno non soltanto il sabato ma anche poi il giorno successivo, e poi ci sarà una cerimonia di apertura breve, insomma, però significativa, all'interno della quale avremo, come abbiamo ricordato prima, la presenza del nostro testimonial, del nostro atleta di Bibbione Antonio Fantin, e poi verrà annunciato da parte del sindaco il conferimento anche quest'anno
della bandiera blu alla spiaggia di Bibione. Il tutto, questa parte formale poi si concluderà con una simbolica alzabandiera, diciamo, dell'evento, e da lì in poi appunto andremo in spiaggia, andremo in acqua con le gare, quelle più semplici, delle bandierine inizialmente, poi mi pare anche della canoa, e il tutto si svolgerà fino più o meno al tardo pomeriggio, per concludersi con una manifestazione una dimostrazione così, insomma, di salvamento, utilizzando i cani per salvamento che ci verranno portati dalla Federazione del Veneto, e poi il personale della sorveglianza aerea veneta, che farà anche loro una dimostrazione di soccorso utilizzando i droni, che possono trasportare per esempio un defibrillatore o altri dispositivi idonei al salvamento in acqua. Insomma, quindi sarà anche questo un momento, diciamo, non proprio agonistico, però rientra appunto in questa atmosfera di sicurezza in mare, di salvamento, insomma, mettendo in evidenza appunto anche gli altri attori, in aggiunta a quelli che fanno servizio sulle spiagge, appunto gli assistenti ai bagnanti, che poi possono intervenire per risolvere questo tipo di emergenze. Il sabato mattina si inizierà abbastanza presto, gli atleti arriveranno intorno alle 8:30. Alle domenica? Esatto, alla domenica. Dopo. No, perché ha detto sì. Sabato, cioè inizia il sabato pomeriggio e poi la domenica mattina alle 8. L'età fa brutti scherzi. Ma no! E quindi sì, la domenica mattina appunto inizieremo presto, 8:30 gli atleti saranno per le registrazioni, il briefing, e poi subito si andrà con tutte le gare previste dal programma, e termineranno prima delle premiazioni con una simulazione di emergenza in mare. Quindi ci saranno dei mezzi nautici che simuleranno uno scontro, uno di questi mezzi, diciamo, simulerà un incendio, e ci sarà l'intervento coordinato dalla Guardia Costiera e della Guardia Costiera Ausiliaria, che con i loro mezzi interverranno per portare a terra il malcapitato, dove il personale della Croce Rossa Italiana, del comitato di Portogruaro, che è quello più vicino a noi, si adopererà appunto per simulare il soccorso, la stabilizzazione del pericolante, e quanto serve, diciamo, per quanto riguarda la parte sanitaria. La Guardia Costiera Ausiliaria invece continuerà utilizzando un proprio drone marino. Questo è anche molto molto interessante, un drone marino che verrà inviato verso un pericolante caduto in mare, il quale potrà agganciarsi al drone ed essere recuperato, portandolo a terra, con un'operazione a distanza, ecco. Quindi la cultura del mare a 360 gradi e sicurezza nel mare, ma io vedo alle sue spalle un veliero. Mi dice che veliero è, perché so che lei è appassionato non solo di mare ma di vela. Sì, per i nostri radioascoltatori. Dietro di me che mi fanno compagnia ci sono sempre due navi particolari, a bordo delle quali ho prestato servizio, una il Vespucci e l'altra il Palinuro. Sono due velieri, sono due navi scuola tra le varie appunto della Marina Militare, e sono quegli imbarchi dove praticamente il giovane allievo che entri come ufficiale o come sottufficiale capisce veramente se poi dopo la sua scelta di vita, non solo personale ma proprio di vita, è quella giusta, perché è lì che si impara, diciamo così, l'arte marinaresca, ad acquisire il piede marino, a superare alcune paure che sono anche quelle di salire a riva sui pennoni, insomma, per aprire o chiudere le vele. Insomma, sono cose che poi dopo non si faranno mai più magari nella vita, perché a bordo delle navi grigie della Marina Militare l'ambiente è diverso, si fanno altre cose, però è qui che sorge veramente quell'amore per il mare e per la vela, insomma, in particolare. Insomma, 2 giorni, anzi una seconda edizione che è un trampolino di lancio, vero Presidente? Un trampolino di lancio per i giovani, perché possono trovare anche da lavorare in questo settore, che non è solo l'amore del mare, ma proprio in tutte quelle che sono le attività per assicurare la sicurezza, un giro di parole, però insomma, la sicurezza nel mare e quella che è la cultura del mare. Sì, certo, diciamo che ci è sembrato, quando abbiamo deciso appunto di scegliere questo tipo di disciplina,
l'abbiamo anche fatto tenendo conto della situazione del nostro territorio, quindi diciamo la situazione lavorativa, le esigenze legate proprio al turismo, tra queste anche le esigenze appunto degli assistenti bagnanti in spiaggia e anche nelle piscine. Certo che è un lavoro importante. Sì, il nuoto per salvamento diciamo nasce in un periodo che era fine 800 fondamentalmente in Italia, ad opera tra l'altro di un colonnello della Guardia Costiera che era anche un appassionato nuotatore, e di Ancona che fondò la Società Italiana di Salvamento, questo Passerini si chiamava, e formano questa società che poi venne conglobata nella Federazione Nuoto negli anni 30, anche per diciamo venire incontro a quella che era quasi una sorta di emergenza. C'erano un sacco di annegamenti in quel periodo. Ecco, diciamo, quindi questa disciplina nasce proprio con un intento sociale, con uno scopo sociale. E da lì poi dopo con la federazione sono sorte le varie scuole di salvamento, alcune di queste sono state integrate anche nei corpi armati come la Marina, e poi chiaramente le scuole vengono utilizzate proprio per formare il personale addetto a questo servizio in spiaggia, insomma, ecco. Certo. C'è una valenza sociale e economica anche nella nostra iniziativa, insomma, ecco. Certo, quindi un ultimo appello, Presidente, per chi ci sta ascoltando, per venire sabato e domenica a San Michele del Tagliamento, o meglio a Bibione, perché il comune è San Michele del Tagliamento, ma la località, insomma, balneare Bibione. A lei l'annuncio per invitare i nostri radioascoltatori a venire, sempre in Veneto siamo, a Bibione. Sì, grazie. Allora, Bibione è un posto bellissimo, è una spiaggia veramente molto bella, molto grande, molto ben organizzata. Questo evento sarà una sorta di villaggio del nuoto per salvamento, quindi un'occasione per tutti per scoprire una disciplina che mette appunto insieme sia la parte agonistica ma anche diciamo una capacità di servizio verso il prossimo, diciamo così, e quindi un'attività che noi riteniamo di alto valore didattico e che dovrebbe essere incrementata, diffusa sul territorio e non solo, proprio per formare i giovani e che abbiano diciamo delle capacità anche in questo ambito della sicurezza in mare. Certo. Presidente, grazie per questi annunci, e anch'io nuovamente invito i nostri radioascoltatori a venire a Bibione, comune di San Michele del Tagliamento, per vedere 2 giorni di gare, non solo, vedere anche dei campioni, le promesse dello sport del nuoto, e vedere, come ha detto lei, quelle che sono le attività, le simulazioni per la sicurezza in mare, oltre insomma ai cani da salvamento e l'elenco che ha fatto lei, e per 2 giorni veramente speciale che non sempre si vede lungo le coste insomma del nostro Veneto, perché io francamente come giornalista non ho visto tanti eventi organizzati in questa maniera, devo essere sincera. Quindi benissimo come iniziativa, e ripeto, invitiamo i nostri radioascoltatori a venire a Bibione. Presidente, grazie per questa news. Noi ci vediamo sabato e domenica, perché seguirò l'evento insieme a lei e daremo notizie ai nostri radioascoltatori del dopo, di quello insomma che maturerà, di quello che sarà il successo e quelli che saranno gli esiti o comunque i risultati degli atleti promettenti nel nuoto e non solo. Ok? Grazie ancora e appunto arrivederci a Bibione nel prossimo weekend. Certo, grazie, una buona giornata a lei Presidente e a tutti i nostri radioascoltatori.